un sit-in oggi qui davanti alla prefettura, fermiamo la scia di sangue, ecco, relativamente a ciò che sono gli infortuni sul lavoro. La CISL oggi si mobilita in tutta Italia e ha voluto dire la sua anche qui ad Agrigento. Sì, il problema della sicurezza sul lavoro è al centro del dibattito del Paese. Purtroppo i recenti fatti avvenuti anche a Firenze, ma non solo quelli, riportano in evidenza quello che è il dramma del lavoro in Italia. Più di 1000 morti all'anno, 3 morti al giorno, 10 su 10 verifiche degli ispettori della sicurezza, 9 evidenziano problemi relativi al mantenimento delle regole. È qualcosa sul quale parti sociali, governo, imprese devono mettersi insieme per provare a invertire questo andamento e ridurre il numero delle persone che ogni giorno non fanno il rientro a casa ai propri effetti. Qual è la situazione, diciamo, per calarci nella nostra realtà? Gli ultimi dati riportati dall'INAIL anche in Sicilia danno un incremento degli infortuni, 5 morti in più dall'ultimo dato rispetto all'anno precedente. È qualcosa di insostenibile, dobbiamo tutti attivarci per provare ad invertire la tendenza del problema. Ecco, la situazione degli edili ad Agrigento qual è? Oggi state manifestando proprio per la sicurezza nel mondo del lavoro. Qual è la situazione nella nostra provincia in particolare? La nostra provincia sicuramente il tema della sicurezza è importante, così come in tutta Italia. La CISL ha indetto questa giornata proprio perché vuole portare al governo e sostenere le proposte che abbiamo fatto. In particolare già da 20 anni la FILCA degli edili della CISL ha proposto la patente a punti. Pare che questo governo abbia accolto questa proposta proprio per migliorare la qualità delle imprese e assicurarle soprattutto rispetto alle modalità con cui si costruisce. C'è una patente a punti che verrà data alle imprese, no? Esatto, sì, in modo tale per cui chi non sta attento potrebbe avere revocata la licenza per poter costruire e quindi migliorare la qualità proprio delle aziende in generale. E chi fa i controlli? Ecco, questo è un altro dei punti della nostra piattaforma, è proprio quello di chiedere al governo uno sforzo sul numero di ispettori da mandare in giro, che altrimenti insomma la legge c'è ma nessuno poi riesce. C'è anche la piaga del lavoro nero, abbiamo visto quello che è successo a Firenze, diversi immigrati purtroppo hanno perso anche la vita e non erano contrattualizzati. Anche da noi purtroppo è presente questo fenomeno. Il fenomeno della piaga del lavoro nero c'è sempre, poi tra l'altro avendo finito tutto la bolla del bonus 110, chiaramente il lavoro nero è ritornato una quotidiana piaga di questo settore e questo a maggior ragione è motivo per noi di richiesta al governo di legiferare, di dare una maggiore certezza nei rapporti di lavoro proprio perché siano qualitativamente migliori.